tutta la Sicilia ha dei prodotti tipici molto importanti. Ogni provincia esprime dei prodotti tipici che questa sera, attraverso questa iniziativa, riusciremo finalmente a degustare in maniera diversa dal solito. Questa sera a Selinunte, il luogo della Magna Grecia, che ospita il parco archeologico più esteso e importante d'Europa, un evento importante. Si mescolano insieme la pizza e gli ingredienti, le materie prime che questa grande terra che è la Sicilia offre attraverso le eccellenze dell'agroalimentare. Abbiamo deciso di utilizzare la pizza per raccontare i prodotti della nostra Sicilia, una Sicilia che produce dal grano ai formaggi, ai pomodori, agli ortaggi. Questo insieme di prodotti ha bisogno di un valore aggiunto che noi possiamo attuare con una narrazione. Questa narrazione l'abbiamo affidata alla pizza, che è uno dei prodotti italiani per antonomasia. La pizza che ormai conosciamo in tante versioni e che qua stasera a questo evento la rappresentiamo con i prodotti di eccellenza della nostra regione siciliana. Mi preme assolutamente ringraziare la Regione Siciliana per aver supportato questo evento, ringraziare il partner TED, ringraziare Io Compro Siciliano, che rappresento anch'io e che è un progetto che dà valore, è un brand che sta dando valore alla Sicilia, alla sicilianità, attraverso questo grande contenitore di eccellenze, che in questo caso sono le aziende, ovvero le vere protagoniste. Siamo qui per valorizzare sia i grani antichi siciliani come il Tumminì, il Maiorca, il Russello, come anche altri prodotti della nostra terra, che possano essere le melanzane, i pomodori, il pistacchio stesso, le mandorle. La nostra mission appunto è quella di andare a valorizzare, oltre che i grani applicati ai nostri impasti, quindi rendendoli territoriali, rendendoli integrali, rendendoli nostri, andremo a farcire questo piatto con dei prodotti del territorio. Sarà una pizza realizzata con un blend di farine Maiorca e Tumminia e userò dei prodotti locali che sono stracciatella locale, sgombro locale, datterino giallo locale di Palermo e mentuccia locale. I nostri maestri pizzaioli hanno avuto una grande responsabilità, quella di mettere in discussione la tradizione e valorizzando quello che comunque è giorno per giorno le nuove tecniche e i nuovi prodotti. Una responsabilità che loro portano avanti ogni giorno sempre di più, grazie comunque allo studio, grazie alla passione e all'amore che hanno incondizionato verso il proprio territorio, celebrando così le eccellenze che questa sera sono venute fuori appieno. Pino Vitrano, primo classificato. Grazie a voi. Grani Fest 2022 e grazie alla Regione Siciliana.